Benvenuti a tutti, iniziamo a pregare la tredicina di Sant'Antonio. Possiamo rimanere a sedere. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Signore, che hai reso Sant'Antonio apostolo del Vangelo, Concedici per sua intercessione una fede forte e umile. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. E ora e sempre, e i secoli dei secoli. Amen. O Dio Onnipotente, che hai reso Sant'Antonio operatore di pace e di fraterna carità, guarda le vittime della violenza e della guerra. Anche in questo mondo sconvolto possiamo essere testimoni della promozione umana e della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Dio Onnipotente, che hai concesso a Sant'Antonio il dono delle guarigioni e dei miracoli, Rendici disponibili al servizio verso i malati, gli anziani e coloro che hanno bisogno di noi. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Signore, che hai fatto di Sant'Antonio un infaticabile predicatore del Vangelo sulle strade degli uomini, Leggi nella tua paterna misericordia i viandanti, profughi e migranti. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Dio Onnipotente, che hai concesso a Sant'Antonio di ricongiungere anche le membra staccate dal corpo, Dona ai cristiani la gioia dell'unità visibile delle chiese. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Signore Gesù, che hai reso Sant'Antonio grande maestro di vita spirituale, Fa che possiamo rinnovare la nostra vita osservando il Vangelo e rendici promotori di vita spirituale per i nostri fratelli. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. E ora e sempre, e i secoli dei secoli. Amen. O Gesù, che hai dato a Sant'Antonio la grazia incomparabile di stringerti come bambino tra le sue braccia, Benedici i bambini e fa che crescano buoni e sani e vivano nel santo timore di Dio. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel principio, ora e sempre, e i secoli dei secoli. Amen. O Gesù misericordioso,
che hai dato a Sant'Antonio sapienza e doni per guidare le anime alla santità per mezzo della predicazione. Va che ci acquistiamo con umiltà e fede al sacramento della riconciliazione, grande dono del tuo amore per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Spirito Santo, che in Sant'Antonio hai dato alla Chiesa e al mondo un grande maestro della sacra dottrina. Fa che tutti coloro che sono al servizio dell'informazione sentano la loro grave responsabilità e servano la verità nella carità e nel rispetto della persona umana. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nei secoli dei secoli. Amen. O Signore, che sei il padrone della messe, per intercessione di Sant'Antonio, manda molti consacrati e sacerdoti nel tuo campo, riempili del tuo amore e ricolmali di zelo e di generosità. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, che hai chiamato il Papa Francesco ad essere pastore universale, per intercessione di Sant'Antonio, sostienilo e confortalo nella sua divina missione. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Dio Trinità, che hai dato a Sant'Antonio la grazia di conoscere, amare e glorificare la Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre nostra. Vedi a noi di accostarci sempre fiduciosi al suo cuore di madre, per poter meglio servire, amare e glorificare te, che sei l'amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Signore, che hai concesso a Sant'Antonio di andare incontro a sorella morte con animo sereno. Assistimoli tutti, dona la pace a te, l'anima dei nostri fratelli e figli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà.
Padre fonte della vita, pietà di noi. Figlio parola fatta carne, Spirito Santo fuoco dell'amore. Antonio da Lisbona, prega per noi, disprezzatore della gloria mondana. Studioso assiduo delle scritture, docile ascoltatore della voce dello Spirito, entusiasta seguace di Francesco, ardente di zelo missionario, martire di desiderio, obbediente alla volontà del Signore, umile servo dei fratelli, ricercatore del silenzio, amante della contemplazione, uomo di preghiera. Annunciatore instancabile della parola di Dio, strenuo lottatore contro le eresie, evangelista dei poveri, denunciatore dei mali della cristianità, profeta ardente della santità della Chiesa, fustigatore dell'usura e dei vizi, franco accusatore dei prepotenti, dolce consolatore dei poveri, difensore degli innocenti, predicatore schietto della verità, evangelizzatore dei lontani, testimone con la vita della parola annunciata, dottore evangelico della Chiesa, sapiente conoscitore delle Scritture, maestro di teologia nell'ordine francescano, vero frate minore, seguace della povertà di Francesco, obbediente in ogni richiesta del Signore,
Uomo dal cuore puro e compassionevole, apostolo zelante della salvezza dei fratelli, confessore instancabile dei peccatori, scrutatore dei misteri divini, tenero amico del bambino Gesù, cantore della passione del Signore, discepolo di Gesù povero e crocifisso, innamorato della Vergine Maria, uomo di fede che hai sorriso alla morte, glorioso santo dei miracoli, intercessore per i bisognosi presso il Signore, santo che tutto il mondo ama, protettore dei bambini, fratello che ascolti il grido dei sofferenti, amico che fai trovare le cose smarrite, gloria ed esempio dei frati minori, patrono delle nostre contrade, Antonio di Padova. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Preghiamo. O Dio, Padre buono e misericordioso, che hai scelto Sant'Antonio come testimone del Vangelo e messaggero di pace in mezzo al tuo popolo, ascolta la preghiera che ti rivolgiamo per sua intercessione. Santifica ogni famiglia, aiutala a crescere nella fede e conserva in essa l'unità, la pace e la serenità. Benedici i nostri figli, proteggi i giovani, soccorri quanti sono provati dalla malattia, dalla sofferenza e dalla solitudine. Sostienici nelle fatiche d'ogni giorno, donandoci il tuo amore, per Cristo nostro Signore. Benediciamo il Signore. Canteremo gloria a te, Padre che dai la vita, Dio d'immensa carità, Trinità infinita.
tua gloria, tutta la storia ti darà. Onore, vittoria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Cari devoti di Sant'Antonio, accogliamo questa sera la comunità parrocchiale di Villa del Conte con il parroco Don Alberto Salvan che presiede l'Eucaristia e ci aiuterà a riflettere su Sant'Antonio, che nel miracolo del cuore dell'avaro ci invita a non porre sicurezze sui beni mondani, ma su quelli spirituali che aprono alla vita con Dio e con i fratelli. Al termine della celebrazione ci recheremo con la reliquia del Santo nella comunità di Villa del Conte per pregare insieme e chiedere la benedizione e l'intercessione di Sant'Antonio per le famiglie, i giovani, gli anziani e in modo particolare gli ammalati. Sentiremo il Vangelo. Voi siete il sale del mondo, voi siete la luce del mondo. Sant'Antonio, sale delle nostre terre, luce anche oggi per le nostre terre. Chiediamo perdono per tutte quelle volte che non sappiamo attingere a queste figure che sono state ispirate da Gesù Cristo. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che in Sant'Antonio di Padova hai dato al tuo popolo un insigne predicatore e un patrono dei poveri e dei sofferenti, fa che per sua intercessione seguiamo gli insegnamenti del Vangelo e sperimentiamo nella prova il soccorso della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Dio è testimone che la nostra parola verso di voi non è sì e no. Il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che abbiamo annunciato tra voi, io, Silvano e Timoteo, non fu sì e no, ma in Lui vi fu il sì. Infatti, tutte le promesse di Dio in Lui sono sì. Per questo, attraverso di Lui, sale a Dio il nostro Amen per la sua gloria. È Dio stesso che ci conferma, insieme a voi, in Cristo, e ci ha conferito l'unzione, ci ha impresso il sigillo e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Parola di Dio. Risplenda su di noi la luce del tuo volto, Signore. Risplenda su di noi, Signore. Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici. Risplenda su di noi la luce del tuo volto, Signore. Apro anelante la mia bocca, perché ho sete dei tuoi comandi. Volgiti a me e abbi pietà, con il giudizio che riservi a chi ama il tuo nome.
Splenda su di noi la luce del tuo volto. Rendi saldi i miei passi, secondo la tua promessa, e non permettere che mi domini alcun male. Fa risplendere il tuo volto sul tuo servo e insegnami i tuoi decreti. Risplenda su di noi la luce del tuo volto. Alleluia, 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 alleluia. Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro. Alleluia, 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 alleluia. Signore, sia nelle tue labbra e nel tuo cuore perché tu possa annunciare la parola del Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. È sempre emozionante ritornare in uno dei luoghi dove Sant'Antonio è stato. Qui a Campo San Piero, al Santo, ci ritorno sempre volentieri. Tanto più anche nella tredicina di Sant'Antonio, perché ci stiamo preparando a questa festa che un po' tocca tutte le persone, tutte le nostre parrocchie. Basti pensare, le nostre parrocchie hanno sempre un altare dedicato a Sant'Antonio. Tutte le nostre parrocchie. Nelle parrocchie nelle quali io sono stato, la devozione a Sant'Antonio è grande. E noi ci stiamo preparando proprio alla sua festa. Ma perché Sant'Antonio è detto il santo? Perché è stato un innamorato di Cristo. Come Francesco, innamorato fino dalla giovinezza. Conosciamo tutti la storia. Da giovane voleva andare monaco, quindi una vita dedicata a Cristo. Poi la missione. Voglio essere un frate francescano. E da lì tutto è partito, perché la parola di Gesù Cristo è diventata la sua parola. Perché anche lui, come Gesù Cristo, ha detto sì. Faccio la tua volontà. Quella volontà che aveva percepito bene fin da giovane e che in tutta la sua vita è stata una ricerca di questa volontà. Non è stato un ni o un no, un sì o un no, come noi di solito facciamo sempre le mezze misure. Ma lui fino in fondo ha detto sì. Un santo che nella sua vita è stato sale, saporoso, perché è pieno di Cristo.
ha conservato le cose vere della vita, come il sale una volta serviva per conservare il cibo, gli alimenti, quelle cose sostanziose, così lui ha capito che cosa conta nella vita e la parola di Dio è diventata sempre il suo cuore. È diventato luce delle nostre terre, ancora oggi diventa luce delle nostre famiglie. Ed è stato un santo che ha realizzato in pienezza la verità. Vi dicevo, non dei mezzi sì. In modo particolare questa sera a me era stato affidato il miracolo del cuore dell'avaro. In una città della Toscana c'era un funerale di un celebre personaggio, ricco, riconosciuto, e tutti erano presenti a questo funerale, anche Sant'Antonio. A un certo momento lo Spirito gli ha parlato. Forse conosceva anche il personaggio, ne aveva sentito molto parlare, dicendo: non è degno questa persona di essere sepolto in un suolo consacrato, perché non ha più il cuore. È stato senza cuore nella sua vita. Il suo cuore non l'ha messo nelle vere realtà. Ha dato valore alla ricchezza, ai beni di questo mondo e ha sfruttato i poveri, ha sfruttato le persone che erano nel bisogno per il suo tornaconto personale. Quanto attuale è questo Santo Antonio anche per i nostri tempi. Dentro quella celebrazione ha messo un grande scompiglio, ma come mai questa persona si permette di parlare male di questo? Poi un po' la gente si rassegna. Ci sono anche alcuni chirurghi in paese. Questi chirurghi incuriositi, andiamo a vedere se ha proprio ragione questo santo, se è proprio senza cuore. Infatti, i chirurghi hanno constatato che non aveva il cuore, perché qualche giorno dopo, come dice San Luca, il tuo tesoro, dove c'è il tuo tesoro, lì è il tuo cuore. E dove trovarono il cuore? In una cassaforte, con tutte le ricchezze di questa persona. Non venne sepolto in un cimitero, ma venne sepolto fuori le mura. Sant'Antonio non voleva parlare di questa persona, ma voleva parlare ai presenti. E la parola di Dio parla anche oggi ai presenti. Dov'è il nostro cuore? Dove poniamo le ricchezze della nostra vita? In chi poniamo le ricchezze? Nel Dio di oggi, il denaro, il consumo, o nel fratello, nel povero, che Gesù ci invita ad amare, ad accogliere. Le nostre diocesi in questo tempo stanno vivendo il tempo della carità, accorgersi di chi ci vive accanto, del buon vicinato, ritornare a vedere le necessità di chi ci sta vicino e aprire il cuore, allargare le braccia. Sant'Antonio parla ancora oggi, qui e ora, alla nostra gente e continua a dirci che le vere realtà, i veri beni non sono in questo mondo. Ci sono beni che vanno al di là di questo mondo. E lui aveva detto sì a questi beni e chiede anche noi di dire sì a questi beni, all'amore di Dio, all'amore del fratello,
soprattutto del povero in necessità. In 2 dei sermoni che Sant'Antonio ha scritto diceva, il primo in modo particolare detto nella domenica seconda dopo Pentecoste: chi ha ricchezze di questo mondo e dopo aver trattenuto da esse ciò che gli è necessario per il vitto e il vestito, vede che il suo fratello, per il quale Cristo è morto, si trova nel bisogno, deve dargli ciò che gli sopravanza. E se non glielo dà, se chiude il suo cuore di fronte al fratello che è nell'indigenza, io affermo che pecca mortalmente, perché non c'è in lui l'amore di Dio. Se ci fosse in lui questo amore, darebbe volentieri al fratello povero. Guai perciò a coloro che hanno la cantina piena di vino e il granaio pieno di frumento, e che hanno 2 o 3 paia di vestiti, mentre i poveri di Cristo, con il ventre vuoto e il corpo seminudo, gridano aiuto alla loro porta. E se qualcuno si dà loro, se qualcosa si dà a loro, si tratta sempre di poco e non delle cose migliori, ma delle più scadenti. Verrà l'ora quando essi, che non vollero ascoltare i lamenti dei poveri, si sentiranno dire: andate maledetti nel fuoco eterno. Così nel mercoledì delle ceneri scriveva: il tuo cielo sia il povero. In lui riponi il tuo tesoro, affinché in lui sia sempre il tuo cuore. Come Sant'Antonio chiediamo di dire il nostro sì al Signore e alla sua parola, possa sempre germinare qualcosa di nuovo dentro di noi, per essere, come ci chiede Gesù, sale del mondo e luce di questa terra. Al Dio di ogni bontà rivolgiamo le nostre invocazioni, perché la nostra vita sia una testimonianza luminosa e attraente della sua misericordia. Diciamo insieme: donaci la tua vita, Signore. Donaci la tua vita, Signore. Per la Chiesa di Dio, la sua presenza nella storia sia manifestazione della bontà e dell'azione del Padre. Preghiamo. Donaci la tua vita, Signore. Per coloro che hanno responsabilità sociali e politiche, perché si impegnino con serietà, dedizione e sollecitudine per il bene comune, specialmente nella lotta contro la pandemia e le sue conseguenze. Preghiamo. Donaci la tua vita, Signore. Per coloro che ricercano felicità nel denaro e nella ricchezza, accolgano la parola profetica di Sant'Antonio e sappiano condividere i loro beni con i poveri. Preghiamo. Donaci la tua vita, Signore. Per le parrocchie del comune di Villa del Conte, sperimentino la protezione di Sant'Antonio e, guidate dai loro parroci, diventino sempre di più comunità di speranza e di fraternità. Preghiamo. Donaci la tua vita, Signore. Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, perché, nutriti del corpo del Signore, possiamo essere sempre di più sale e luce nei nostri ambienti di vita. Preghiamo. Donaci la tua vita, Signore. O Signore, con le parole di Sant'Antonio ti diciamo: continua a diffondere su di noi la luce e la forza dello Spirito Santo, perché non abbiamo a smarrirci nel godimento dei beni terreni, e con la tua azione spezza la durezza dei nostri cuori
e orienta la nostra condotta verso l'acquisto dei beni celesti, tu che sei benedetto nei secoli dei secoli. Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me, benedica il suo nome. Non dimenticherò tutti i suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia. Lui perdona tutte le tue colpe e ti salva dalla morte. Ti corona di grazia e ti sazia di beni nella tua giovinezza. Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me, benedica il suo nome. Non dimenticherò tutti i suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia. Pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, la nostra offerta e donaci un'esperienza viva del tuo amore, perché sull'esempio di Sant'Antonio serviamo al tuo altare con cuore puro e generoso, per celebrare degnamente la tua lode e ottenere i benefici della tua salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta lodarti e ringraziarti, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Tu, fonte di ogni vita e santità, hai arricchito il tuo servo Antonio della scienza dei santi e, ricolmandolo del tuo spirito, lo hai guidato per le vie della verità e della giustizia, perché testimoniasse agli uomini la potenza salvifica della tua parola e la soavità del tuo paterno amore, con lo stesso ardore dello Spirito con il quale Egli ti ha predicato in terra e ora ti magnifica in cielo. Anche noi, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo esultanti la tua gloria. Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi,
per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, redimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Antonio e tutti i santi, nostri protettori presso di te. Preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Michele, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo,
ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Antonio è stato guidato dallo Spirito di Gesù, animato da questo Spirito e continuamente suggeriva cose buone, perché, come Gesù, amava i suoi fratelli. Anche noi vogliamo che il Padre doni un cuore che ama. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace, dono del Signore, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, di soltanto una parola, io sono salvato. Il Signore, il mio pastore, nulla manca ad ogni attesa. In verdissimi prati mi pace, mi disseta placide acque. È il ristoro dell'anima mia, in sentieri diritti mi guida, per amore del santo suo nome, dietro lui
mi sento sicuro. Pur se andassi per valle oscura, non avrò da temere alcun male, perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col tuo incastro. Quale mensa per me tu prepari sotto gli occhi dei miei nemici, e di olio mi ungi il capo, il mio calice colmo di ebbrezza. Bontà e grazia mi sono compagne. Quanto dura il mio cammino, io starò nella casa di Dio lungo tutto il migrare dei giorni. Preghiamo. O Dio nostro Padre, confermaci nella fede per la potenza misteriosa di questi sacramenti, perché possiamo sempre testimoniare la verità evangelica per la quale Sant'Antonio lavorò instancabilmente fino alla morte, per Cristo nostro Signore. Ringrazio Padre Valentino e l'Ordine Francescano per l'invito che un po' è stato esteso anche quest'anno. Un invito qui a Campo San Piero, ma anche la cosa più bella, adesso arriverà la reliquia del Santo anche nella parrocchia di Villa del Conte, nelle parrocchie di Villa del Conte. E noi sappiamo quanto è voluto bene Sant'Antonio e quindi anche quanto sarà sentita questa benedizione per le nostre famiglie. E adesso vogliamo riceverla anche qui
nella nostra comunità. Il Signore sia con voi. Dio onnipotente ed eterno, che ha costituito Sant'Antonio apostolo della sua parola e della sua misericordia e fonda su di voi la sua benedizione. Nel cammino di questa vita, Dio vi liberi da ogni male, vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, ferventi nella carità. Dio ascolti ora e sempre, per intercessione di Sant'Antonio, le vostre preghiere, disponga i vostri giorni nella sua pace e vi conduca alla felicità eterna. E su voi tutti che avete partecipato a questa santa liturgia, per intercessione di Sant'Antonio, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Grazie. Salve, o Santo, da tutte le terre, a te accorron le genti invocando i tuoi doni celesti da quando tu volasti al trionfo immortal. Sant'Antonio, la luce possente, dei prodigi diffondi qua giù, de tu guidaci il cuore e la mente sul sentiero che porta a Gesù, de tu guidaci il cuore e la mente sul sentiero che porta a Gesù. A te chiedono i giovani ardenti, del tuo giglio il perenne candore, l'innocente purezza del cuore, serba i bimbi da insidia fatal. Sant'Antonio, che torgi possente, dei prodigi diffondi qua giù, de tu guidaci il cuore e la mente sul sentiero che porta a Gesù, de tu guidaci il cuore e la mente sul sentiero che porta a Gesù.